Non è vero che rimanere in Italia significa perdere competitività. 4 distretti nel Veneto stanno crescendo a doppia cifra. Il distretto dell'elettrodomestico nella Marca e nel Friuli nel terzo trimestre del 2013 ha fatto segnare un più 18%, numeri che si scontrano con la decisione dell'Electrolux di delocalizzare e abbandonare Susegana e Porcia, uno schiaffo per il gruppo svedese e per quanto sta dicendo in questi giorni. Nonostante la folle pressione fiscale, stessi numeri per la crescita della Concia di Azignano nel Vicentino, della plastica nel triangolo Treviso-Vicenza-Padova, del Prosecco a Conegliano e la Maroni a Verona. Tutti sono cresciuti. A sostenerlo è il rapporto Monitor di Intesa San Paolo. In particolare quello della Concia è tornato sopra i livelli del 2007, ossia prima della crisi. Il segreto della ripresa? L'export. A tirare sono i nuovi mercati, Cina e Hong Kong. Il distretto diffuso della plastica è cresciuto del 13%, i clienti più forti sono i francesi e i tedeschi e il Prosecco di Conegliano e l'Amarone di Verona sono il primo e il quarto distretto vitivinicolo per esportazioni. La Luxottica poi nel 2013 ha toccato il suo record storico, in 10 anni è diventata un gigante, dai 2 miliardi e 800 mila euro del 2003 è passata ai 7 miliardi e oltre di fatturato nel 2013 e il 50% delle esportazioni va negli Stati Uniti, ma stanno crescendo Cina, Brasile e Turchia. Certo, ci sono anche settori che vanno male, come il distretto del tessile a Montebelluna ed è congelato quello del mobile e dell'Ivenza, ma va bene quello della calzatura in Riviera del Brenta, della ceramica di Bassano e della meccanica strumentale di Vicenza. Quello che non va bene è il nostro governo.